È un panettone con un filo di amaro, quello che il Natale 2011 riserva al Mantova. I biancorossi in vantaggio 2-0 contro la Pro Patria vengono raggiunti e devono accontentarsi di un pareggio con molte recriminazioni per alcune decisioni arbitrali un po' contestate. Ci sono stati parecchi malumori nello spogliatoio e poi vedremo nell'intervista che abbiamo raccolto post partita. Parleremo di questo pareggio con i nostri ospiti, a cominciare da Claudio Turella, responsabile del settore giovanile del Mantova FC. Buonasera Claudio Turella, responsabile del settore giovanile del Mantova FC. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. E con un tifoso, uno dei ragazzi del centro di coordinamento Mantova Club, Gianluca Negretti alias Nero. Buonasera Gianluca. Forza Mantova. Buonasera, e Forza Mantova ovviamente, per il resto anche la maglietta lo dice a chiare lettere. Claudio, un pareggio amaro, magari prima della partita ci avremmo magari anche fatto la firma. Vedendo l'andamento della gara restano tanti rimpianti, anche perché il Mantova che si è visto è stato un buon Mantova. Ricordiamo che è anche rimasto in 10, nel secondo tempo si è rischiato poco. Tu che partita hai visto? Io in effetti partirei dal bicchiere mezzo pieno, quello che stavi dicendo tu in effetti, perché da non dimenticare che abbiamo incontrato una squadra oggi che a punti fatti sul campo ne ha almeno 10 più di noi, quindi è vero che noi ne abbiamo persi per strada, che magari non si meritava di perderli, però ha significato che è una buona squadra questa Pro Patria. Esatto. Quindi il bicchiere mezzo pieno, io ho visto Mantova determinato come da un po' di tempo non si vedeva. Una squadra che è compatta, una squadra secondo me che ha preparato la partita benissimo, e un Giacomo Pettarin che mi è piaciuto moltissimo. Dopo ci sarà da discutere sulla doppia ammonizione se vuoi e su tutte queste cose. Stava giocando molto bene sia in fase difensiva che in fase offensiva, quindi io credo che questo Mantova, se non avesse subito quella situazione del calcio di rigore e la conseguente espulsione, secondo me un po' troppo esagerata se vuoi, avrebbe portato a casa il risultato pieno sicuramente. Prima di passare la parola anche al nostro tifoso, abbiamo un altro tifoso in linea al telefono. Buonasera, chi è? Sì, buonasera Nicola, sono Stefano Rossi, ciao. Buonasera Stefano, ciao. Saluto a te, i telespettatori e i tuoi ospiti presenti lì in studio, che sono in primis degli amici. Ciao Stefano. Volevo, se possibile, fare una considerazione, Nicola. Sì. Per chi magari ha seguito poco il Mantova in questo genere andato, direi che la partita di oggi è proprio la sintesi un po' di tutto il nostro campionato, perché di fatto si è vista la squadra che gioca, che va in vantaggio, che viene recuperata, poi vabbè, gli errori arbitrali e la nostra frustrazione nel vedere che comunque non ti gira neanche giusta. Abbiamo visto un po' tutte, e chi magari non ha visto un po' tutte le partite oggi in sintesi in una partita si è concentrato tutto. Purtroppo si ripetono certi episodi, come diceva adesso giustamente Claudio, che anche oggi il Mantova è sceso in campo in un certo modo, poi dopo ci sono delle situazioni che purtroppo quando si verificano c'è poco da fare. Questo è un po' sì, poi, il nostro giro d'andata. Poi il rigore ha completamente rovesciato come un guanto una partita che fino a quel momento Mantova stava controllando con tranquillità, perché la Pro Patria ci faceva paura per i punti effettivi che avrebbe avuto se non avesse avuto le penalizzazioni, però si era vista poco prima. Esattamente, proprio così, e come sai non è la prima volta, e sai, esatto. Questi fattori sicuramente in un campionato dove vedo che c'è un certo livellamento poi ti risultano determinanti, e quindi poi ti trovi a dover recriminare. Dispiace soprattutto perché ecco, una partita come oggi, appunto, che si sta giocando in certo modo, dopo chiaramente questi episodi cambiano completamente il volto della partita. Un peccato, certo. Insomma, però purtroppo bisogna guardare avanti, cercare, forse la sosta viene proprio nel momento giusto per cercare di riorganizzare un po' tutto, sì, sia l'aspetto tecnico che societario. Prima di salutarti Stefano, diciamo che magari la sosta può servire anche agli arbitri per ricaricare le pile e non fare certe sviste. Ecco. Su quello guarda, non è che abbia una grande fiducia, perché sì, lo so, purtroppo abbiamo visto che la categoria è, diciamo, anche tecnicamente di un certo tipo, e allo stesso tempo anche dal punto di vista arbitrale purtroppo c'è tanti arbitri che stanno facendo del rodaggio, quindi purtroppo vedi gli arbitraggi che sono idonei alla categoria. Certo. Qua. Ne approfitto, Nicola, sì, per fare gli auguri a tutti, a voi, alla vostra redazione, a tutti gli ospiti e i tifosi biancorossi. E ricambiamo di cuore. Ci sentiamo presto, grazie Stefano. Auguri. Gianluca, il rigore è chiaramente l'episodio centrale della giornata. Noi volevamo parlare magari della moviola più avanti, però a questo punto io chiedo gentilmente alla regia se la sente di far partire il contributo che abbiamo preparato. Abbiamo preparato una piccola moviola sul rigore, perché è lì dove
gira tutta la partita. Tu eri in curva, hai potuto vedere da una posizione privilegiata questo episodio che ha deciso la gara, come l'hai visto? Allora io ho visto innanzitutto un'entrata molto pesante su Franchi prima della ripartenza e prima del rigore. Dalla curva si vede nettamente che Pettarin pesta il pallone e lo allunga fuori e poi si appoggia all'avversario, quindi il rigore non c'era, questa è la mia opinione. Qui siamo nel pieno della contestazione, adesso dovremmo rivedere rallentato l'episodio del fallo, qui magari chiedo anche un supporto a Claudio, un commento da attaccante, visto che qui il fallo l'ha portato un attaccante su un altro attaccante. Qui c'è il contrasto tra il numero 11 della Pro Patria, che poi dopo viene, e qui effettivamente si vede l'entrata sul pallone, ma anche un'entrata molto dura anche sulla gamba di Franchi. Claudio? Sì, sono d'accordo, ci poteva stare sia il fallo che se ci sta il fallo a questo punto non c'è più anche il secondo episodio. Esatto. E allo stesso tempo dalla tribuna si vedeva sicuramente un'altra cosa, come ne parlavamo prima, dalla curva loro erano proprio lì davanti, che Pettarin abbia toccato nettamente la palla, forse ha preso d'inganno l'arbitro sul fatto che sia andato proprio con la spallata piena e quindi l'arbitro non abbia... troppo decisa. Un'entrata un po' troppo decisa che abbia contribuito a questo. Ci poteva anche stare il rigore, come ha detto Spinale, l'ho sentito nelle interviste che hai fatto in precedenza, però assolutamente no l'ammonizione, quindi se proprio c'è il rigore non mi puoi mettere in 10. E mi riallaccio un attimo sull'amico Stefano. Noi le prime partite siamo andati in vantaggio diverse volte di 2 gol e recuperati, però spesso recuperati per una mancanza di tenuta atletica, esatto, diciamo, no? Sotto un certo aspetto. Quindi oggi questo era tutto da vedere. Se mi lasci in 11 devo arrivare lì. Quindi come sintesi in parte sono d'accordo con te, Stefano, su quello che è l'andazzo del campionato. Vedi gli errori arbitrali casualmente sempre contro il Mantova, non lo so, perché qua non è che ci stiamo piangendo addosso, purtroppo certe situazioni l'abbiamo visto. L'arbitro oggi non era la sua giornata migliore, diciamo così, senza voler esagerare, quindi credo che tutto sommato la partita di oggi, se fossimo rimasti in 11 come ho detto prima e con la squadra che stava giocando in quel modo, con la preparazione che ormai siamo arrivati, che se dovessimo dire l'ultima mezz'ora non siamo più pronti, c'è da sparare a qualcuno, cioè come concetto. Esatto. Io credo che la squadra, perlomeno a me che qualche partita l'ho saltata perché seguo gli allievi nazionali, ha dimostrato di avere carattere, di essere messi in campo bene, di aver preparato benissimo la partita e poi tutti e 11 giocavano in un certo modo per il Mantova. Sarà un caso, ma è stata anche la prima settimana in cui Valisi ha avuto quasi tutti i suoi effettivi a disposizione. Sarà un caso, però quindi effettivamente... di solito nel calcio questi non sono mai casi, sono situazioni che si verificano proprio perché... Per quel motivo lei. Infatti Gianluca, allora, si diceva, come diceva Claudio, l'espulsione di Pettarin forse è quella cosa che ha dato più fastidio a tutti. Sì. La sensazione che tu è stata quella che se il Mantova fosse stato in 11 contro 11... Anche col 2-1 magari la sfangavi? Sì, probabilmente avremmo portato a casa i 3 punti o perlomeno saremmo stati più competitivi durante il secondo tempo, nel quale abbiamo dovuto arretrare per comunque cercare di tamponare perché eravamo un po' in difficoltà. Quindi un Mantova che comunque alla fine ha pagato quell'uomo in meno, tralasciando la prodezza di Giannone, però... Fosse arrivato anche il gol del 2-2, il Mantova di oggi aveva comunque in 11 contro 11 la forza per poter trovare anche il terzo gol. Ci è anche andato vicino comunque, pur giocando in 10. Aveva sicuramente un numero di chance maggiori di quelle che ha avuto, nonostante qualche occasione da gol l'abbia avuta ugualmente. Certo che in 11 avresti potuto giocare più liberamente, gli altri avevano sempre un uomo libero a cui passare la palla alla fine. Un'espulsione che ha pesato moltissimo sulla partita, qui di solito le interviste le facciamo vedere nella seconda parte, però le sensazioni di Manuel Spinale che abbiamo raccolto post partita sono troppo interessanti per poterle rimandare a più tardi, quindi vediamo subito l'intervista a capitano Manuel Spinale che ne ha molte da dire all'arbitro e non solo. Io sono avvelenato ma proprio nel vero senso della parola. Una partita già vinta 2-0, secondo me l'arbitro l'ha rovinata e ha fatto di tutto perché pareggiasse la Pro Patria. E poi alla fine siamo stati bravi a portare a casa un pareggio perché queste partite qua contro una squadra che arrivava da 10-11 risultati utili potevi anche perderla. Una volta che sei 2-0 in casa, che era da una vita che 2 gol di vantaggio, stavamo facendo anche bene, contropiede, avevamo preparato alla grande, tu non puoi non dare la punizione di Franchi, puoi dare il rigore, ci può essere, non ci può essere, ma non puoi dare un'altra munizione, restiamo in 10, il rigore, la punizione prima per noi, no, non ci sto. C'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa, io adesso non lo so, ma io in quella partita là quando c'era il disegnatore, che adesso fa il disegnatore, c'ero e ce l'ho ancora qua.
non mi va giù. Io spero vivamente che non ci sia qualcosa di fondo, però è inammissibile che ci danno 6 rigori nelle ultime 13 partite, più 4 espulsioni nelle ultime 7. È una cosa fuori dal normale. Fuori dal normale. Adesso parlerò con la società, è giusto che anche la società ci faccia sentire, perché è inammissibile. Siamo Mantova, non dico che dobbiamo favorire, ma almeno che le cose vengono fatte giuste. Gli arbitri sono scarsi, io ho avuto la fortuna di fare categorie superiori, e in categorie superiori c'è un abisso, questi sono veramente scarsi. Solo che tu vedi anche un po' di malafede al di là di incapacità a questo punto, sì, sommando tutti gli episodi. Sì, io vedo malafede da partita a sta parte, da un po' di partita a sta parte. Poi avremo i nostri limiti noi, però oggi è una partita secondo me già vinta, l'arbitro l'ha rovinata. Proviamo allora a darti anche qualcosa di positivo. Di positivo c'è il Mantova che comunque in un uomo di meno ha fatto la partita comunque, o ha cercato di fare la partita comunque nel secondo tempo. Abbiamo avuto anche 2 occasioni con Del Sante dentro la porta, mi sembra una che è scivolato, fa gol lì, vinciamo la partita. A fare un plauso secondo me a tutti, perché oggi forse è stata una delle più belle partite, purtroppo per l'espulsione che ha rovinato, però sotto l'intensità avevamo preparata alla grande, ripeto, contro una delle squadre che avrebbe 30 punti, peccato. Adesso bisogna far passare sta rabbia, anche se sarà difficile. Dispiace perché volevamo regalare ai tifosi una vittoria prima di Natale, che se lo meritano, ci sono stati vicini. Comunque dico buon Natale lo stesso a tutti i tifosi del Mantova. Auguri di buon Natale di un infuriato Manuel Spinale a tutti i tifosi del Mantova. Leggiamo qualche messaggio che i nostri tifosi ci hanno lasciato sulle pagine Facebook di Tribù Biancorossa e di Mantova Football Club. Cesare Spotti, gran bel Mantova con la mentalità giusta che serve per raggiungere la salvezza. Peccato che la partita sia stata letteralmente falsata dall'uomo che parlava ai piccioni, abbiamo visto, afferrandoli con la lunga mano di Farina. 7 indizi fanno una prova, bisogna farci sentire, anche in questo la società deve farsi valere. E mando un saluto a Turella facendogli anche tanti auguri e complimentandosi per la competenza con cui sta lavorando per il settore giovanile. Contraccambio, grazie. Per Cristian Bara, anche oggi un altro arbitro pagliaccio è venuto a arbitrare il Mantova. La scena col piccione, poi insomma quella ha colpito molto i tifosi. Matteo Blinker Palmarini, pessimo arbitraggio da parte nostra, un gran primo tempo che però è finito malissimo, con un'espulsione che non ci voleva assolutamente. Meritavamo i 3 punti, è andata così, adesso però fuori soldi perché a gennaio vogliamo una squadra più competitiva, forza Mantova. E Giuseppe Di Marco, non è la prima volta che troviamo arbitraggi scandalosi in questo campionato, il disegnatore degli arbitri di Lega Pro è Farina, ma spero di sbagliarmi. In realtà Gianluca, il nome di Farina che riciccia fuori, insomma, prima di andare in pausa pubblicitaria, una battutina su questo nome che perseguita il Mantova e i mantovani. Quella partita là non ce l'ha ancora sul gozzo il buon Manuel, ce l'abbiamo un po' tutte. Penso che siano migliaia i mantovani che ce l'abbiano sul gozzo, praticamente tutti i tifosi del Mantova hanno sul gozzo il diciamo cattivo comportamento, ma io direi furto subito a Torino, e Farina è stato il protagonista di questo, insomma, è inutile negarlo. Poi sarà un caso, ma anche in 2 partite contro delle squadre piemontesi, adesso non è che vogliamo essere in malafede, però a Casale e Cuneo ci sono state delle decisioni arbitrali quantomeno discutibili, dai, chiamiamole così. Io voglio essere buono, tu puoi essere cattivo se vuoi. A rigore di Casale, secondo me, io ero presente anche lì in tribuna e sono rimasto allibito. Gli stessi tifosi del Casale non si erano resi conto del rigore, non c'è stato il contrasto, eppure l'arbitro probabilmente l'ha visto, o forse se l'è sognato, io credo quest'ultima, e si sta ripetendo un po' troppo spesso questa situazione, non fa sicuramente bene. Noi non siamo uno squadrone, però se tu allo zoppo gli picchi nella gamba buona, difficilmente non camminerà dritto. Esatto. Infatti Claudio Manuel è andato giù pesante, ha parlato addirittura anche di malafede. È il segno che comunque anche i giocatori con una situazione del genere comunque non vanno in campo tranquillissimi, cioè c'è sempre il timore che una partita buona venga rovinata da una decisione sbagliata. Prima ha parlato di scarsa competenza, poi è andato anche oltre. Diciamo che magari gli arbitri non hanno dato prova di grande brillantezza in questo campionato col Mantova, in tante partite. Ma insomma io credo che... Senza pensare alla malafede. No, ma credo che, guarda, allora intanto faccio i complimenti a Manuel perché ha parlato da vero capitano, è stato forse un po' pesante, ma probabilmente in una giornata come oggi serviva essere pesanti, e ha sottolineato il fatto che parlerà con la società, quindi giustamente da capitano proverà a fare in modo che la società si faccia sentire, quantomeno per evitare altre situazioni del genere, o se ci fossero dei dubbi comunque di vedere di passare sopra questi dubbi qua. Il discorso poi Farina non Farina sono situazioni, se vogliamo vedere, anche l'anno scorso in Serie D, se ti ricordi, Olginate, un fallo di rigore che aveva fatto fallo all'attaccante sul difensore, esatto. Poi dopo è stato parato da Portesi. Che il Mantova possa dar fastidio a qualcuno
Non lo so, probabilmente c'è ancora lo strascico di quella famosa partita che non ha digerito nessuno, giustamente come dice Nero. Come puoi fare a digerire una partita del genere? Che non è stato il furto al ritorno, per me è stato il furto all'andata, se proprio vuoi, perché qua in casa poteva finire con 3 gol di scarto, non con 2, tranquillamente. Però, nonostante tutto, il Mantova in questa situazione, da quello che vediamo, non è sicuramente ben visto. E questo purtroppo si è visto in tante partite che si sono concluse in maniera negativa col Mantova, con delle decisioni arbitrali, ahimè, sbagliate. Un'occhiata anche alla classifica, dove il Casale continua a guidare la classifica con 40 punti, il Treviso e il Rimini seguono a 36, il Treviso è stato penalizzato di 1 punto, il Mantova si sarebbe trovato in caso di vittoria nella metà buona della classifica, si trova, ahimè, nella metà quella cattiva. Claudio, un giudizio su questa classifica che si viene a delineare? Ovviamente il Mantova deve guardarsi soprattutto alle spalle e ci sono le squadre che sono dietro non danno la garanzia di essere più deboli del Mantova, insomma bisogna tenere alta la guardia. È vero che se fossimo stati nella metà buona intravedevamo i play-off, però per il momento è meglio non pensarci. No, ma si parla tutte le domeniche di play-off un colpo e di play-out l'altro colpo, cioè qua ci sono 19 partite da giocare, che non sono poche perché sono tantissimi punti in palio. Tu vedi che già con i probabili 2 punti di oggi eri già dall'altra parte della classifica, potevi fare dei ragionamenti diversi, quindi la classifica è molto corta per quello che riguarda l'aspetto play-off e play-out. Secondo me c'è da guardare domenica per domenica, c'è da capire come si muoverà la società sul mercato, se arriveranno dei rinforzi e quali rinforzi arriveranno. C'è da capire questo Mantova, una volta che ha tutti i giocatori a disposizione, se giocherà ancora come oggi, quindi potresti anche dire che dei rinforzi forse non ne servono, perché i rinforzi veri sono praticamente gli infortunati che rientrano dagli infortuni, alcuni lunghi come Maschio o altri giocatori, quindi c'è da guardare domenica dopo domenica. Gli entusiasmi dell'inizio campionato, il primo a esserne contagiato è stato il presidente con dichiarazioni di playoff, quindi è abbastanza normale che il tifoso segua le indicazioni del presidente, che non erano proprio buttate lì, hanno preso dei giocatori importanti, se poi questi giocatori importanti per un motivo o l'altro non hanno mai potuto giocare, quindi non è che sia neanche la colpa del presidente. Io direi che domenica per domenica, con calma, con la vicinanza dei tifosi, come hanno dimostrato, visto che ne parli dopo, nella festa del Natale biancorosso, che sono stati eccezionali, te lo dico già da adesso, tutta l'organizzazione, e quindi questa è una dimostrazione di affetto importantissima per questa squadra e per questa società e per questa città. Quindi con i tifosi, piano piano, domenica dopo domenica, poi quando arriverai verso aprile-maggio, allora farai le considerazioni del caso se dovrai giocare per i play-off o per i play-out. Gianluca, un commento da tifoso sull'andamento di questo campionato. Un campionato, io l'avevo definito qualche giornata fa, un po' da vorrei ma non posso. Si parte con 2 pareggi, la vittoria con Renate, poi arriva la mazzata di San Bonifacio. Arriva Valigi, qualche risultato positivo, poi 4 sconfitte in fila. Si vince con la Valenzana a Montichiari e poi dopo bisogna subito ringoiare il boccone amaro per l'1-1 con Lecco. Non è facile per il tifoso del Mantova questa stagione da gestire, cioè non fa in tempo a stimare a Tampoctinin e subito arriva qualcosa che spegne gli entusiasmi. Beh, il tifoso del Mantova, che ha qualche anno anche precedente alla Serie B, è abbastanza abituato purtroppo a delle difficoltà. Sì. Però c'è anche da dire la verità, il Mantova ha avuto anche parecchie soddisfazioni. Quest'anno è sicuramente un'annata di transizione, un'annata in cui la società si deve stabilizzare e la squadra è tornata per la prima volta, cioè è ritornata nel campionato professionistico, quindi sinceramente io non mi aspettavo un campionato di vertice nemmeno da playoff, ma perché aspettavo un campionato di metà classifica, perché tu arrivavi appunto dai dilettanti. La mancanza di continuità, Claudio, ha inciso comunque tanto, perché è un campionato stato troppo altalenante da parte del Mantova, tralasciando la parentesi delle 4 sconfitte, ma non c'è mai stata la sensazione di vedere una striscia positiva a proseguire. Ma te lo dice la classifica che hai fatto un campionato altalenante, il fatto di esserci illusi piano piano con i 3 risultati positivi subito con l'avvento di Valigi, sì, era un po' di illusione, però io voglio sottolineare quello che ha detto adesso il Nero, cioè la maturità di questi tifosi. Questi tifosi, a parte il fatto di essere abituati, quindi uno dice ci ha fatto il callo, no, c'è la maturità, quindi loro prima ancora delle dichiarazioni della società avevano già capito che questo doveva essere un campionato di transizione ed è giusto che sia così, arrivi dai dilettanti, ti devi mettere a posto, devi rinsaldare la squadra, devi rinsaldare la società, perché anche la società arriva dai dilettanti. Molti, mi sento di spendere una parola visto che sono qua in diretta con voi, perché molti dei
dei dirigenti che sono attualmente nel CDA o comunque nel Consiglio sono venuti perché sono amici di Ruberti, perché sono amici di Bompieri, ma non hanno mai fatto calcio prima. Quindi c'è da fare un applauso enorme a queste persone che hanno messo a disposizione comunque delle risorse economiche importanti per poter vincere l'anno scorso, che torniamo a dire che non era scritto da nessuna parte perché ti chiami Mantova che dovevi vincere, quindi un grandissimo applauso, sono stati bravissimi, però allo stesso tempo sono dirigenti... Eri sempre una società che era partita da zero. Perfettamente, la società è partita da zero, dobbiamo dare un po' di tempo anche a questi dirigenti di capire come funziona nel campionato professionistico e vedrai che siccome sono bravissimi nella loro struttura, nelle loro società, hanno una mentalità che sono velocissimi a capire, quindi lo stanno già capendo e secondo me nel girone di ritorno saranno pronti anche loro come i tifosi e come la squadra per affrontare una seconda divisione fatta come si deve. Speriamo che il girone di ritorno riservi qualche soddisfazione anche per non vedere un mister Claudio Valligi abbacchiato come lo abbiamo sentito oggi dopo Mantova Pro Patria. Il servizio. Oggi il Mantova ha fatto forse una delle migliori partite da quando ci sono io, soprattutto in casa. Mi dispiace che avevamo oggi veramente tutte le caratteristiche per vincerla la partita. E tra l'altro abbiamo sfiorato anche il terzo gol in 10, più di una volta, il primo tempo e anche il secondo. Mi dispiace tantissimo per i ragazzi, mi dispiace per il pubblico. Onestamente speriamo che adesso chiudiamo il 2011 e speriamo di ricominciare bene l'anno nuovo, anche perché abbiamo lavorato bene tanto come era già successo altre volte e soprattutto finalmente in casa si era fatta una partita convincente, molto convincente. I ragazzi hanno interpretato bene la partita sotto tutti i punti di vista, poi è normale che giocare in 10 alla lunga fai fatica e soprattutto vieni penalizzato per discorso espulsione, rigore e sulle interpretazioni. Guardate ragazzi, io sono molto arrabbiato, non voglio dire niente perché poi ho rischiato di essere espulso già in partita, però onestamente non si può falsare una gara in questa maniera, tutto lì. Non voglio dire nient'altro perché poi dopo le dichiarazioni di chi ha addetti ai lavori è sempre brutto dire, però questo è l'8º, il 6º rigore, non lo so, forse io rivedendola prima c'era un fallo al limite dell'area prima del rigore, no, su di noi, poi non lo so, vabbè comunque, e poi la beffa che rimani in 10 e devi lavorare tanto a livello fisico e riproporre qualcosa. Peccato, mi dispiace molto, però prendo di buono la prestazione che secondo me, ripeto, è da elogiare per tutto quello che è stato fatto, sia quando eravamo in 11, sia quando eravamo in 10. La squadra ha cercato sempre di mantenere equilibrio. È logico che qualche spazio in più si era creato, però è anche vero che abbiamo avuto anche la forza di riproporre anche qualcosa di importante. Potevamo veramente fare il terzo gol, che i ragazzi l'avrebbero meritato. Abbiamo altri messaggi dei tifosi. Allora, Paola Bonato, ciao a tutti, oggi siamo rimasti male perché negli ultimi 20 minuti la squadra ha tirato i remi in barca e non ha più giocato. Dice, vi sembra un atteggiamento giustificabile? Cesare Falco, fino all'ultimo minuto di recupero, credeva anche lui di poter vincere, ma quella punizione da buona posizione battuta tanto per fare i passaggi indietro invece di provare a buttarla dentro, mi hanno fatto capire che si erano messi tacitamente d'accordo per il pareggio. Mi fanno schifo queste cose. Ezio Calciolari dice, non mette in discussione la volontà dei giocatori e del mister, ma dice anche, sappia la società e i tifosi che una piazza come la nostra non si accontenta di Serie C. Ipotizza anche che gli abbonati, se non si va ai playoff, si possano dimezzare l'anno prossimo e si chiede se la società vuole o no la Serie B o è utopia. E poi c'è Ivan Franzoni, poi ci colleghiamo a quello che parleremo tra poco, che fa tutti i complimenti alla squadra, fa complimenti a Manuel Spinale, fa i complimenti a Stefano Franchi e a Stefano Portesi. E vuole ringraziare i tifosi del centro di coordinamento perché giovedì 15 era il giorno del suo compleanno, era presente al Natale biancorosso al Mascara, è stato chiamato sul palco, gli sono stati fatti gli auguri e ci manda tanti auguri anche noi, quindi ricambiamo gli auguri anche a te Ivan di buon compleanno e ovviamente di buone feste. E ci allacciamo a quello che è successo giovedì 15. Gianluca, una bella festa, abbiamo qualche immagine da mandare in onda mentre ce ne parli, tanti tifosi con le famiglie, con i loro bambini, i giocatori, un bellissimo abbraccio, insomma una festa riuscita, dai. Anche quest'anno infatti il Natale Biancorosso, coordinato dal centro di coordinamento e dai nostri collaboratori che aderiscono ai vari club del centro di coordinamento, è stato un successo. Circa 600 persone, bambini di tutte le età che si sono vestiti di biancorosso, lo spirito nostro che è quello di unire le famiglie, di portarle allo stadio, di farli divertire, di creare una mantovanità all'interno proprio della persona, un amore per questa maglia è riuscito, insomma.
il piacere di vedere tutti questi bambini a me ha particolarmente emozionato. Poi insomma così si fanno anche nuove leve, anche nuove leve del tipo, bisogna coltivarli i bambini fin da piccoli. Saranno loro la futura curva T, distinti, tribuna e tutti i vari settori. Io mi auguro di vedere loro tra qualche anno, 7, 8, 10 anni in funzione dell'età che hanno attualmente. E questo sarebbe una grossa soddisfazione per il centro di coordinamento che sta lavorando proprio in quest'ottica, nel tentativo di creare, di riportare tantissime famiglie allo stadio. Claudio, tu eri presente, Natale Biancorosso? Non sono d'accordo col Nero, Dimmi. o perlomeno scherzo. Mi piacerebbe che qualcuno di quei bimbi fosse anche in campo e che gli altri lo guardino giocare, non tutti in curva te. Magari. Non tutti magari, insomma, intanto che ci siamo, dice, allora... Te l'occhio lungo da... No, occhio lungo. Qualcuno in curva te per dare il giusto ricambio a questi signori qua, anche se sono ancora molto giovani, però qualcuno che magari in campo dice, ti ricordi quella sera il 15 di dicembre che no? Ero uno di quelli che correva sulla pista del Mascara e adesso gioca in mezzo al campo. Comunque una bella serata, cioè la dimostrazione, Claudio, che i tifosi del Mantova sono critici ma sono anche molto più calorosi magari anche di altri tifosi. Allora io che l'ho vissuta ti posso dire che avevo qualche timore, tra virgolette, che potesse nascere qualche domanda fuori da quello che era l'ottica della serata. Sì. Invece devo fare i complimenti, a prescindere dall'organizzazione che era, direi, perfetta. Bravissimi, sono in tanti, anche lì il senso di dire sono in tanti, poi dopo so che è da agosto che lavorano per questo tipo di serata, quindi c'è da fare i complimenti ancora alla grandissima, ma è stata una serata fatta con lo spirito natalizio, con lo spirito del vogliamoci bene, con lo spirito degli auguri di buon Natale alle famiglie, ai giocatori e a tutti. Questo signore che ha un vocione da paura ha intonato dei cori continuamente alle Mantova, ti dico ci sono dei dirigenti, il presidente non ultimo, che insomma si sono commossi nel sentire in questo momento di comunque difficoltà per la squadra, di sentire un appoggio, una vicinanza da parte dei tifosi come è successo giovedì sera. Un appoggio, una vicinanza dei tifosi che sicuramente oggi avrà colpito anche Antonio Maschio, che è rientrato in campo a 4 mesi dall'infortunio e per lui per la prima volta al martello in una partita ufficiale. Sentiamo Antonio Maschio. L'emozione è giusto che ci sia, perché dopo 4 mesi, ieri hanno fatto 4 mesi che mi sono fatto male, entrare in campo dopo tanto tempo è sempre stata un'emozione, soprattutto in casa. Diciamo che è andata abbastanza bene, anche se non è tutto liscio, però devo lavorare per cercare di mettermi a posto al 100%. Questi errori arbitrali ci stanno penalizzando tantissimo. Io posso anche capire, non so se c'era o non c'era il rigore, io dalla mia postazione non mi sembrava così eclatante. Però dopo 2 minuti primi l'avevi ammonito, lo ammonisci di nuovo, ormai dal rigore non lo ammoni neanche, penso. Cioè, ma almeno la partita finiva 11 contro 11. Non c'è stata neanche la buona fede, però ripeto, io penso che la prima mezz'ora abbiamo dimostrato di essere una grandissima squadra, mettendo sotto una buona squadra come la Propatria, però abbiamo dimostrato di essere superiori a loro nella prima mezz'ora, 40 minuti, cioè nel primo tempo, diciamo. Antonio, ho visto che aveva fatto più rabbia più che il rigore e l'espulsione, la consapevolezza quindi che in 11 contro 11 magari la partita si portava a casa lo stesso. Secondo me per come stavamo interpretando la partita la potevamo fare, se cercavamo di fare le nostre giocate potevamo portare a casa la partita senz'altro, però purtroppo quando ci sono questi arbitri che ti massacrano, diciamo, tra virgolette, magari mettono in condizione di non far bene e poi alla fine ti mettono in difficoltà. Vi abbiamo preannunciato all'inizio di questa seconda parte che abbiamo parlato anche di tessera di tifoso, il Consiglio di Stato si è pronunciato, è stata dichiarata, secondo quello che avevano capito i tifosi, l'illegittimità della tessera del tifoso. Per saperne di più interpelleremo al telefono adesso l'avvocato Dionigi Biancardi del Club Giustizia Biancorossa. Buonasera avvocato. Buonasera Antonietti, buonasera. 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 Anzi, scusi, se mi permette, prima di tutto tanti auguri a tutti, a lei, ai suoi ospiti e anche al pubblico che ci sta ascoltando e ai tifosi in particolare. Grazie, ricordiamo. E un saluto anche a Turella, perché di Turella non si può fare a meno. Ecco. Buonasera avvocato, la ringrazio, contraccambio gli auguri. Entriamo nel vivo perché abbiamo poco tempo, manca poco alla fine della trasmissione. C'è una precisazione che ci siamo sentiti al telefono in settimana e lei ha detto è necessario farla per far capire bene i tifosi cosa è successo sulla tessera del tifoso.
Ma guardi, io le dico questo, i giornali hanno titolato la bocciatura della tessera del tifoso. Un titolo di questo genere è giuridicamente errato, perché è nata una questione davanti al Tribunale del Lazio evidentemente per portare poi all'invalidità della tessera del tifoso, ma è stata proposta un'azione incidentale, cioè di carattere cautelare e provvisorio, contro la tessera del tifoso se rilasciata accompagnata da una card che destina il tifoso alle casse di una banca piuttosto che a quella che il tifoso potrebbe prescegliere avere sul mercato. Detto questo, il TAR del Lazio ha dato torto ai ricorrenti che sono i Codacons e la Feder Supporters. Costoro hanno il diritto di ricorrere contro questa ordinanza al Consiglio di Stato e la sesta sezione, sempre sul provvedimento cautelare, si è pronunciata dicendo che non è legittimo il rilascio della tessera del tifoso, non la tessera del tifoso, rilascio allorquando questo viene diremo operato accompagnando alla tessera una card che orienta il tifoso solo verso una banca e gli toglie la libertà di accedere al mercato bancario. Però, avvocato, questo è il punto, quindi la tessera del tifoso in se stessa pienamente valida. Capisce? Avvocato, però le chiedo brevemente, questa decisione nel breve periodo che conseguenze avrà, in sintesi? Questa decisione nel breve periodo è una decisione inoppugnabile e quindi tutte le società che hanno raccolto firme per il rilascio della tessera e non hanno ancora consegnato ai tifosi fidelizzati la tessera del tifoso dovranno cambiare orientamento e lasciar libero, avvisare i tifosi che possono rivolgersi alla banca che richiedono per la quale optano in sostanza per ottenere la tessera, cioè pagano la loro tassa a una banca che ritengono più opportuno per poterla poi acquistare. Sarà la banca a rivolgersi poi alla società per l'acquisto. Benissimo. Avvocato, io intanto la ringrazio per questa precisazione, la saluto, le rifaccio ancora gli auguri e ci sentiremo presto per altre Io ricambio ospitate. Gli auguri a tutti e soprattutto ai tifosi e un saluto a Negretti che è sempre una persona molto piacevole e piena di entusiasmo, soprattutto ma di sereno entusiasmo. Grazie mille avvocato, buona serata. Buonasera avvocato. Per la disquisizione. Siamo arrivati in conclusione di questa puntata, adesso ci prenderemo una pausa natalizia, il 25 di dicembre manderemo in onda uno speciale Mantova 100 anni insieme 1911-2011 prodotto in collaborazione con Mantova Football Club, quindi Tribù Biancorossa per Natale si prende una giornata di riposo, ritorneremo l'8 di gennaio commentando Giacomense Mantova prima di ritorno. In conclusione, vabbè, che campionato di ritorno ci dobbiamo aspettare, Gianluca? Secondo me, io credo che il Mantova arriverà a metà classifica un po' più tranquillamente di adesso, con meno patemi, salvandosi e evitando la zona playoff 3 o 4 partite prima della fine del campionato. Claudio, tuoi auspici per il girone di ritorno? No, io sono pienamente d'accordo col Nero, perché non c'è da fare né proclami né da pensare di sognare di arrivare, se arriva uno, se arriva l'altro, agganciamo i playoff e forse arriviamo in C1 e facciamo... Come ho detto prima, domenica per domenica, con tutta la calma necessaria che serve per poter lavorare, auguro a Valigi, con tutta la rosa a disposizione. Se arrivasse qualcun altro probabilmente non farebbe male. E quindi lavorare domenica ogni domenica e poi sempre con tutta la calma del mondo verso ad aprile fare le somme e capire dove si arriva. Però sono convinto che sarà un campionato abbastanza tranquillo e di assestamento e poi dopo su questo campionato il Mantova deve saper essere bravo a lavorare per il prossimo anno. Benissimo, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Ringrazio Gianluca Negretti del Centro di Coordinamento Mantova Club. Forza Mantova. Ringrazio Claudio Turella. Sempre
Sempre Forza Mantova. Sempre Forza Mantova, poi comunque ci facciamo un salutino speciale alla fine. Possiamo fare anche noi gli auguri ai tifosi, agli Certamente, amici no, non so se c'è ancora spazio. No, c'è ancora spazio, Perfetto. Quindi auguri a tutti i tifosi. Beh, innanzitutto da parte di Tribù Biancorossa, da parte di tutto lo staff di Tribù Biancorossa, a partire dal sottoscritto, da Alessandro Soragna che co-conduce, si alterna la conduzione con me, alla regia Marco Cavalli, Anna Sramburi, a Gino Giacomini che è il nostro occhio sia al Martelli che in trasferta, a tutti voi tifosi gli auguri di un sereno Natale biancorosso. Noi ci rivedremo l'8 di gennaio parlando di Giacomense Mantova e prima di salutarvi io chiedo alla regia di fare un totale su tutti noi tre, lo possiamo dire in coro questa volta. Arrivederci all'8 gennaio e tutti insieme Forza Mantova! Arrivederci. Arrivederci.